difesa 3. Invece per quanto riguarda la formazione azzurra c'è uno scontro anche mentre la partita è iniziata. Subito il calcio di inizio del Catania che si muove con il passaggio per Messina, il controllo testa alta del giocatore con la maglia numero 24, il primo intervento di Lorenzini, poi lo scambio sullo stretto, gioco fermo, c'è subito il primo infortunio di questa partita, l'arbitro interviene, arriva Francesco Lodi, si parla di una gomitata, ma l'arbitro proprio in questo istante, con la partita che è iniziata da 30 secondi, dice che può entrare il soccorso dalle panchine, gioco fermo, non c'è stata cattiveria comunque nello scontro e adesso ovviamente le due tifoserie a confronto, mentre Lodi parla con Cacciola, non ci sono scintille tra i due, l'esperienza di Lodi, si avvicina pure De Luca, Castellini, Rapisarda cerca di capire quello che è accaduto alla compagna di squadra, rivediamolo nel dettaglio e nel replay, il tocco di Lodi e nel frattempo sì, il fallo di cui ne fa le spese Lorenzini, sembra una cosa più seria del previsto, qualche punto di sutura verosimilmente e qualche fascia, speriamo che comunque numero 26 della Catania possa rialzarsi, partita appena iniziata ma subito fermata dopo il primo intervento rude, spigoloso, si è rialzato però nel frattempo il giocatore del Catania, Lorenzini, nulla di particolarmente serio e adesso tutto a posto, si può ricominciare, il suo codino può tornare nuovamente a svettare tra le linee difensive della formazione rossazzurra. Tutto è pronto, 2 minuti al cronometro, ma sostanzialmente di questi 2 minuti che sono stati giocati soltanto 35-40 secondi, il tempo di scaldare i motori come si dice normalmente. Direttore di gara che lascia però riprendere la partita dopo l'interruzione, lascia rimbalzare il pallone mentre ancora una volta Lorenzini si trova a bordo campo, per lui medicazioni. Invece in questo momento la formazione della Catania, apertura sulla corsia di destra dove manovra Rapisarda, il controllo poi con la palla al centro, Lodi, lo scambio sul corto, pallone che torna nuovamente indietro sulla medesima corsia, sul primo rimbalzo c'era anche Randis in attesa di poter raccogliere il suggerimento. Buona guardia però della difesa del Catania all'indietro per Betters, classe 2003 per il giocatore con la maglia numero 1 della Catania. Tentativo di incursione sulla sinistra, primi applausi per un intervento chiaro, netto, fase difensiva, palla messa fuori, rimessa con le mani per il Catania, se ne occupa in questa circostanza Castellini. C'è un bordo campo e a questo punto mi dicono di dare la linea a Marco Carli. Marco. Angelo, solo per dirti appunto che Lorenzini era qui vicino a me quando l'hanno medicato, sì, dopo la medicazione appunto che è avvenuta invece in campo. Ti dico che è stata una botta. Attenzione perché c'è Castellini, il pallone in traversone, lo sviamento all'interno del rigore, ancora una volta in seconda battuta, però quasi un alleggerimento direttamente tra le braccia di Lumia. Marco, vai. Sì, ti dicevo, botta al naso per lui, è stato insomma tamponata la perdita di sangue, in quel momento si era, come hai detto giustamente tu, anche aperta qualche discussione di troppo in campo con Randis e Rapisarda soprattutto interessati, però tutto si è spento lì e Lorenzini è in campo. Te Angelo? Cerrizzo sul punto dove è stato commesso il fallo a centrocampo del Catania, si riprende a giocare 4 minuti e mezzo dall'inizio di questa partita, il risultato ancora fermo sullo 0-0. Tifosi della Catania che popolano la curva e anche la tribuna B con tantissime bandiere, una di queste è stata lo slogan della Catania, chiamiamolo così, di questa nuova rinascita. Da dietro parte la manovra con subito un'aggressione lì in mezzo al campo, una serie di confronti
attenzione perché arriva Diallo, non se le mandano a dire, questa è il CND. Ci sono subito però scintille tra i giocatori in campo, nulla di particolarmente serio, particolarmente grave. Chess praticamente subito il fallo, si rialza comunque. Primo cartellino giallo di questa partita, se lo becca Sarao, intervento particolarmente rude e poi primo cartellino giallo, c'è il calcio di punizione. Tutta indietro la formazione rossa-azzurra, mentre le immagini indugiano giustamente sul giocatore con la maglia numero 99 del Catania. Non ha vinto il ballottaggio per la maglia numero 9, che è stata invece affidata a Gianluca Litteri in panchina, un lusso incredibile. Si parte dall'estero, Rapisarda, controllo, pallone che poi cerca una triangolazione possibile, cosa che non accade. Buono l'intervento in fase difensiva, particolarmente attento Pertosa, manda la palla lontano, deve ripartire nuovamente il Catania da una rimessa con le mani proprio a ridosso di uno spicchio di tifosi della Catania, 1200 molto aggrediti sulla possesso di palla, giocatori del Catania. C'è ogni tocco e una mezza scintilla, si fa vedere questa volta Meola, c'è Lodi che va a parlare però con il direttore di gara, allontanato il giocatore che ha commesso il fallo. Rivediamolo il confronto, poi sostanzialmente il tocco su Rapisarda, poi lo scambio di opinioni tra i due. C'è un calcio di punizione che batte il Catania sugli sviluppi proprio di quella precedente azione. Ovviamente ci va Lodi dalla punta di battuta, siamo sul corridoio di destra offensivo, all'interno dell'area di rigore svettano gli spinungoni della Catania. Pronto Sarao a raccogliere lo spiovente all'interno del rigore, il tiro e il gol del Catania, è il primo gol della Catania, lo segna Lorenzini che va praticamente forse a deviare un po', ma forse il tocco non c'è stato, direttamente dallo spiovente del calcio di punizione, traiettoria che disegna sostanzialmente una parabola che diventa difficile da interpretare da parte di Lumia, e Francesco Lodi segna il suo primo gol. Nessuno evidentemente intercetta o devia il tiro, direttamente sugli sviluppi del calcio di punizione. Avevamo visto insomma i piedi di Lorenzini lì vicino, ma il gol è tutto quanto di Francesco Lodi, che segna immediatamente il suo importante ritorno a Catania. 8° minuto, il gol di Lodi. Il calcio di punizione, ovviamente giocatore da un coefficiente tecnico assolutamente incredibile, un autentico lusso per questa categoria. I suoi piedi che hanno disegnato traiettorie, parabole e soprattutto gol in tutte quante le categorie. Ovviamente di Lodi non possiamo che ravvisare questi elementi. Le sue primavere però gli consentiranno, chissà, un apporto quanto più lungo possibile al Catania, ma ci saranno anche partite per le quali il numero 10, capitano del Catania, dovrà probabilmente anche rifiatare. Lorenzini, lo scambio per Castellini, là davanti colpo di testa di Sarao, l'apertura, si stava facendo vedere De Luca, poi invece si riparte dagli azzurri con Messina, il controllo del numero 24 della formazione di casa, si era fatto vedere anche in posizione più avanzata Chess, ma sempre Messina con le mani, poi Chess all'indietro, lo scambio, si fa vedere l'esterno di destra della squadra allenata da Filippo Raciti, pallone che però si perde lungo la linea del fondo, il campo è finito e si riprende con Betters a destra, c'è Rapisarda, solito pallone che viene calciato lungo. Sembra questa una delle dinamiche
preferite finora dall'allenatore Giovanni Ferraro. Non si costruisce dalla linea difensiva, si preferisce invece saltare il muro di centrocampo e andare a cercare direttamente il controllo dai centrocampisti, proprio per evitare probabilmente i passaggi corti. La Juve invece è pronto a rimettere il pallone nuovamente in gioco, ultima deviazione del Catania, e sentite come gli stessi cori che hanno accompagnato questa squadra dall'anno di fondazione fino ad oggi non sono cambiati, meno male, così come non è cambiato l'umore del popolo rossazzurro. Palla fuori, troppo lungo il tentativo di servizio, si riparte da Castellini, siamo proprio a ridosso della panchina della Ragusa. Somma, a destra c'è sempre la Pisarda, una specie di faro di quella corsia. Là davanti invece lo scambio può essere con Rizzo, si fa vedere Cess, pallone non amministrato benissimo dalla numero 15 della formazione di casa. Può ripartire con calma il Catania. 1-2 tra Lorenzini e Somma. Betters con i piedi, Lorenzini, palla che supera la linea media del campo. Non si passa da Lodi in questi casi, evidentemente queste sono le direttive tecniche, mentre chi davanti in due tempi arriva a Lumia, preferisce mettere il pallone direttamente fuori. Ragazzo classe 2004, 18 anni. È chiara una grande emozione anche per il portiere della Ragusa, preferisce mettere palle in sicurezza, come si dice in questi casi. Rimessa con le mani, si riparte. Quasi 12 minuti dall'inizio di questa partita, ricordiamolo, il Catania è in vantaggio in virtù del gol realizzato direttamente sugli sviluppi del calcio di punizione da Francesco Lodi, con una serie di gambe e piedi che si avvicinano comunque al primo rimbalzo del pallone. La sfera poi finisce direttamente in fondo al sacco e ovviamente Lodi festeggia a modo suo sotto la curva oggi dei tifosi della Catania. Tiro dalla distanza, quasi una giocata da flipper, con una palla che comunque viene intercettata prima che finisca fuori. Sembrava davvero una beffa quella per Lumia. Lo rivediamo con questo tiro di sinistro di Lodi, che fortunatamente per il portiere della Ragusa intercetta anche la maglia del compagno di squadra in maglia azzurra, va direttamente fuori. Ci ha provato, mentre con i pugni, bravo Lumia, mette la palla fuori sul primo palo. Certamente lo scotto dopo 8 minuti del numero 99 della formazione ragusana di vedersi recapitato quel tiro beffardo, pulito, però estremamente tecnico di Francesco Lodi. Difesa alta del Catania, sono tutti quanti a ridosso della linea mediana del campo, mentre c'è sovraffollamento sulle corsie laterali, dove finora comunque il Catania non è riuscito a produrre grandi opportunità. C'è una giocata tra Sarao da una parte e il controllo di Diallo, giocatore senegalese. Buona corporatura per il numero 94 della formazione ragusana, giocatore tenace e comunque anche rude in alcune circostanze, un po' ruvido anzi. In mezzo al campo c'è Cess, l'apertura e poi subito, con una grande scelta di tempo, Castellini, lo scambio con De Luca, ancora Castellini, e poi pallone che viene intercettato, mandato direttamente fuori. Applausi che giungono dalla panchina e soprattutto dalle tribune. Ottimo l'anticipo direttamente sul portatore di palla e quindi per Meola scattano gli applausi del pubblico dello stadio Aldo Campo. Rimessa con le mani nel frattempo, con gioco pericoloso e gioco fermo, cartellino giallo, stavolta se lo prende Cess, calzato sicuramente l'asticella del piede.
l'arbitro intervenuto. Il calcio di punizione che ne verrà fuori non è stato un intervento cattivo, quantomeno doloroso. Sicuramente il pericolo però è l'intervento corretto del direttore di gara che ha estratto il cartellino giallo. Calcio di punizione battuto da Castellini, non si riesce a liberare Sarao, su di lui c'è sempre una doppia marcatura con un centrale e un centrocampista a volte che si sovrappongono proprio sulla posizione, e Valenza che è quello che si occupa anche in fase di recupero di andare a dare una mano d'aiuto sia a Pertosa che a Failla. In avanti invece con Chess e poi la chiusura da parte di Somma. Catania che si è fatto trovare leggermente scoperto sulla corsia di offensiva di destra da parte dei giocatori, però l'intervento di Somma che chiude comunque ogni velleità al numero 15 della formazione azzurra. Calcio d'angolo, il primo di questa partita, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, lo raccoglie dall'altro lato il Ragusa con Valenza e attenzione alla girata e palla che si perde comunque fuori. Buona l'azione della Ragusa alla 16 minuti dall'inizio di questa partita con la Jusse. Si riparte con il Catania, corsia di destra, dicevamo Catania che finora non ha avuto grande spazio per affondare, però stavolta ci prova, pallone che spiove all'interno dell'area di rigore, provano a intercettarlo in due, nessuno ci riesce. Buono l'intervento del portiere. Laiuse è stato l'autore del tiro di prima, maglia numero 94, giocatore senegalese, sulla maglia Laiuse si chiama Diallo. Rimessa con le mani, Pelodi prova a correggere direttamente provando a mettere in moto sia De Luca sia Sarao. È un gioco, quello del Catania, che evidentemente prova a smarcare, diciamo, la posizione dei centrocampisti con servizi direttamente agli attaccanti, alle punte. Nel frattempo attenzione perché c'è il Ragusa, il controllo sulla corsia di sinistra, pallone che rimane all'interno del terreno di gioco, lo spiovente largo a destra, però stavolta non ci riesce Messina a tenerlo in campo. Si era salvata nonostante la segnalazione forse di palla fuori già sul primo lungo lancio sulla corsia di sinistra. Da sinistra a destra buono il cambio di gioco, non altrettanto lo stop, e palla che si perde quindi per la rimessa con le mani. Di testa un punto esclamativo, quello di Castellini, mantenuto in gioco però il pallone, stavolta Lodi prova il controllo e prova pure a mettere in movimento Chiarella. Chiarella si fa vedere, classe 2002, lo spiovente all'interno dell'area di rigore sull'altro fronte, però salta bravo Messina, ragazzo attento finora. E poi il passaggio per fare ripartire il Ragusa, si fa vedere Chess sulla corsia di destra, palla che viene comunque persa fuori. Marco Cardi, qual è la percezione da bordo campo? Allora, la percezione da bordo campo, innanzitutto tutti e due gli allenatori in piedi a dare indicazioni subito alle due squadre. Chiaramente la panchina del Catania
ha reagito alzandosi tutta in piedi ovviamente per il gol di Lodi, che resterà comunque nella storia, il primo gol del Catania SSD nel campionato, del nuovo Catania in campionato. Vi dico prima del gol che Ferraro si è rivolto a Raciti, vi ricordate i primi 5-6 minuti, sì, qualche scontro di troppo anche verbale, e Ferraro ha detto non la mettiamo sulla rissa, andiamoci piano, facciamoli giocare. 2 minuti dopo è arrivato il gol di Lodi. A te Angelo. Centrocampo, si parte pure con un tentativo di mettere pallone in profondità, palla fuori però, troppo lungo, intervento del direttore di gara. Sì, dopo i primi 7 minuti di partita, dopo funestata da una serie di scontri, per far capire anche il tessuto di questa categoria, non sarà uno scandalo vedere partite con pochissimo fair play. Questa invece rimane finora, per quella che abbiamo visto, comunque un'autentica partita di calcio. Avremo campi dove sicuramente non si faranno sconti agli avversari, soprattutto quando l'avversario si chiama Catania, si chiama il Catania. Sarao rientra, finora si è visto poco, l'attaccante della Catania, su di lui dicevamo sempre una doppia griglia di attenzione con Pertosa, con lo stesso Valenza, che ritorna proprio sulle posizioni dell'attaccante della Catania. C'è la rimessa con le mani, si riparte quindi da questo spiovente, dalla corsia di destra, grande movimento, poi Lumia mette il pallone fuori con un pugno, il controllo, poi cerca il fallo, calcio di punizione per il Ragusa. Buona la giocata anche nella fase difensiva da parte di Cess, che adesso invece riprende la sua posizione leggermente più avanzata, giocatore che parte in posizione decentrata ma si scambia spesso proprio sulla corsia di destra con Messina, diventa, quando il Ragusa è in fase d'attacco, il terzo esterno offensivo di questa squadra, in questa cerniera dove i due forse più veloci sono Messina da una parte e proprio il numero 15, altro giocatore ammonito di questa partita fino ad ora, partita che è giunta al minuto 22 nel corso di questo primo tempo. Ricordiamolo il risultato: il Catania è in vantaggio per 1-0, così come vedete dalla nostra grafica. Il gol all'8° minuto da parte di Francesco Lodi, una pennellata e diciamo anche una piccola disattenzione in fase difensiva, ma certi palloni hanno soltanto un indirizzo, che è quello della rete, in fondo al sacco. 23°, certo non ci sono ritmi di quelli particolarmente elevati, ricordiamo che stiamo giocando su comunque un terreno di gioco in ottime condizioni, davvero un altro autentico lusso per la categoria, mentre sbaglia l'appoggio di Allò, permette al Catania di cercare la profondità, poi recupera un po' il numero 94 senegalese, mette il pallone direttamente oltre la linea del fondo, deviazione, calcio d'angolo, primo che batte anche il Catania, uno ne ha battuto il Ragusa. Bandierina di destra, come al solito tutto affidato al piede magico di Francesco Lodi, movimento all'interno del rigore, pallone che transita quasi per tutta lunga la linea di porta, poi non riesce invece ad agganciare per tempo la sfera prima che questa possa arrivare ad oltrepassare quella linea proprio somma. Ci ha provato ma non è stato lesto. Attenzione, riparte invece il Ragusa, siamo nella metà campo rossazzurra, perché subito la prima parata da parte di Beckers. È stato Cess che si è andato proprio a cercare lo spazio dalla corsia di destra a quella di sinistra. Guardate l'appoggio, l'inserimento, la difesa comunque di Lorenzini e poi il tiro
l'intervento di Beters. Bravo comunque Cess, crearsi lo spazio, partire da una corsia, andare ad intersecarne l'altra, mentre Lodi all'indietro. Tocco per Castellini, Lorenzini, lì davanti, colpo di testa da parte di Sarao, come al solito doppia marcatura su di lui. Certo che questo tipo di gioco sostanzialmente con questi lanci lunghi non permette però quasi mai al Catania di poter amministrare all'altezza del centrocampo. Ci prova invece ad amministrare e lo fa quasi anche bene il Ragusa con Cess, poi appoggia corto, una grave disattenzione del Catania. 25esimo minuto e dagli altoparlanti ovviamente si sentono le incitazioni alla formazione di casa sotto di un gol. Si lotta tra due avversari, alla meglio poi il Catania con Vitale per la fuori, rimessa con le mani. È una partita che adesso sta vivendo sicuramente una parte in cui il Ragusa sta cercando di riprendersi dal gol subito. Si sono fatti vivi in due circostanze e come al solito, non so se Marco Cardi ha la stessa sensazione da bordo campo, il Catania non manovra mai sullo stretto di centrocampo, prova quasi sempre ad andare agli appoggi lunghi, ma questo potrebbe essere probabilmente un sistema, mentre c'è il gol di Sarao che arriva dopo un disimpegno corto da parte della difesa del Ragusa e Sarao ovviamente di par suo, dritto per dritto, una botta violentissima di sinistro che mette al minuto 26esimo il gol del 2-0. Sarao è stato l'autore del gol e quindi disimpegno corto e poi la gran botta di Sarao. Rivediamo l'azione, rivediamola, guardate l'appoggio, il disimpegno corto sulla manovra di De Luca che prova e poi palla per Sarao, che tiro pazzesco che si incrocia, imparabile per l'estremo difensore Giuseppe Lumia, 18 anni, 2 gol di marca quantomeno ne ha subiti, uno da parte di Lodi, l'altro di Sarao. Marco Carli. Ti dico Angelo che poco prima del gol di Manuel Sarao era stato impegnato vicino alla panchina del Ragusa e dunque anche alla panchina del Catania, è riuscito a tenere il pallone e a guadagnare un fallo laterale. Ferraro subito ha detto bravo Manuel, cercatelo di più. Sono passati 30 secondi ed è arrivato lo scambio che hai raccontato tu e il gol di Sarao che hai fatto esplodere le curve e la tribuna occupata dai tifosi del Catania. Angelo. Certo che firmare i 2 primi gol della Catania in questa stagione con la firma di Francesco Lodi di Manuel Sarao sicuramente diciamo è un buon augurio, ben augurante per la formazione rossazzurra. Buono comunque anche il lavoro da parte di Castellini in quel movimento di proprio ad uscire con la possibilità poi di De Luca, dicevamo, nella capacità di uscire e mettere comunque la difesa della Ragusa nelle condizioni di replicare corto il tiro, la botta di Sarao per il 2-0. È un buon momento sostanzialmente per il Ragusa, quello che lo aveva visto nell'intervallo dopo il gol subito da Francesco Lodi, cercare di comunque ricostruire e in un certo qual senso ripartire, cercando di affondare dalle parti di Clubs Beters, estremo difensore della Catania, giocatore lettone, classe 2003, che aveva anche comunque esordito qualche minuto dopo il gol realizzato, il primo della Catania, con una sua prima parata. Applausi quindi per questo primo intervento
del portiere della formazione rosazzurra, tra l'altro poi quasi sostanzialmente disimpegnato. Si riparte da De Luca, Lorenzini, corsia esterna della Catania e stavolta i meccanismi non funzionano, c'è un cartellino giallo, se lo prende Chiarella e piccolo fallo di frustrazione per lui. Non deve cadere nella tentazione di sentirsi soffiato il pallone dai piedi. Cartellino giallo assolutamente legittimo per il numero 31, anche lui deve fare esperienza in questo campionato. Marco Chiarella si becca il cartellino giallo, piccolo fallo di frustrazione, bisognerebbe evitarli questi gialli, non fosse altro perché comunque il Catania gravita già sul risultato di 2-0. Vedete l'anticipo prima su Chiarella e poi l'intervento dopo, quasi a volere in un certo qual senso replicare all'onta di essersi visto sottratto il pallone. Calcio di punizione, siamo giunti alla mezz'ora di questa partita. Amici sportivi, la Catania è in vantaggio per 2-0. Gioco fermo, c'è Meola che si rialza, c'è il calcio di punizione per la formazione ragusana. Passata questa mezz'ora di partita con una Catania che ha giocato per quello che sono le capacità e le potenzialità di questa squadra, ha messo in movimento, diciamo, i pezzi da 90, il gol di Lodi e poi la botta da parte di Manuel Sarao per il 2-0. Certamente non possiamo attenderci grandissimo gioco, è la prima di campionato in questa categoria, però buono stavolta invece la giocata di Castellini che apre il campo sulla corsia di destra, ma buonissimo invece è la replica di Messina che va praticamente a chiudere sull'esterno di sinistra, mette il pallone direttamente fuori. Si ripartirà quindi a giocare con una rimessa con le mani a favore del Catania. Tifosi che si fanno sentire, così come vedete. Rapisarda pronto alla giocata, rimbalzo all'interno del rigore, attenzione, il controllo, il primo controllo e poi invece l'uscita, la replica da parte della Ragusa che riparte con Cess e poi attenzione perché c'è cartellino giallo, stavolta se lo becca De Luca, velocissimo Cess, partito fallo speso diciamo bene, anche se il Catania si è fatto trovare impreparato proprio su quell'uscita. Tutto era partito dagli sviluppi di una rimessa con le mani e ovviamente il direttore di gara, guardate come è partito Cess, poi come De Luca è stato costretto al fallo tecnico e anche tattico con cartellino giallo che l'arbitro da regolamento ha estratto. L'arbitro è il signor Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino, sinora sta dirigendo bene questa partita. Uscita invece a vuoto da parte di Betters sul calcio di punizione, area di rigore affollata della Catania, con calma però può ripartire la formazione rossazzurra, anche se i corridoi non sono particolarmente liberi. C'è un fallo, l'arbitro non ne ravvisa gli estremi su De Luca che deve rialzarsi a questo punto, deve riprendere nuovamente la posizione. Su quel fronte invece si va a vedere Messina, apertura per Valenza, avanza palla al piede, Valenza, Messina, corsia di destra e poi chiusura di Castellini che interrompe questa trama di gioco della Ragusa. Ragusa 0, Catania 2, 34 minuti dall'inizio di questa partita, alcune buone individualità della Ragusa, qualche uscita un po' complicata da parte di Betters e poi ancora un pallone che si perde abbondantemente oltre la linea dei legni della porta difesa da Klaus Betters.
con calma, vogliono dire i giocatori del Catania, invece movimento sulle panchine con Raciti da una parte e Giovanni Ferraro dall'altra, a dare indicazioni ai giocatori e agli uomini. Buona finora la partita di Lorenzini e di Somma, sono due giocatori che sia Somma che Lorenzini stanno sicuramente mantenendo alta la tensione e anche il controllo dei nervi, qualcosa da replicare sul piede di Betters, che ha fatto una buona uscita, ma occhio a questo ragazzo, perché qualche intervento ci sembra balbettante. 35 minuti per la partita in pugno al Catania, c'è il calcio di punizione per il Ragusa, siamo sulla corsia offensiva di sinistra, state vedendo proprio il fallo commesso da Rapisarda, si è appoggiato con la mano sulla testa dell'avversario, l'arbitro subito interrotto il gioco, Rapisarda quasi a voler dire che forse non c'erano gli estremi del calcio di punizione. Pallone che spiove, è la prima grande, vera, autentica parata da parte di Betters su un buco centrale difensivo, e con l'intervento del giocatore lettone, mentre Valenza ha qualcosa da dire al signor Leonardo Di Maio della sezione di Ciampino. Calcio di punizione, difesa che si è stata lasciata imbucata, ottimo lo spiovente, e poi guardate il colpo di testa, il primo intervento da parte di Betters e poi la girata, e sul pallone era pronto comunque all'intervento Castellini a togliere davvero le castagne dalla fuoco a Club Betters, che forse coi piedi non è stato prontissimo in qualche uscita, men che meno, ma sicuramente Trelegni dimostra di avere una grande capacità e un grande carattere. Però azione particolarmente significativa, c'è Valenza, attenzione, l'arbitro ha il suo bel da fare, c'è anche Rizzo sulla pallone, si avvicina Lodi, dialoga tanto Di Maggio della sezione di Ciampino, giusto così, finora ha estratto i cartellini con sapienza da una parte e dall'altra. C'è il calcio di punizione però di Lodi, attenzione che non vorrei essere nei panni di Peppe Lumia, classe 2004, estremo difensore della Ragusa, che già da quella posizione con il sinistro di Lodi ha avuto il suo bel da fare. Nel frattempo all'interno dell'area di rigore c'è tutto lo spiegamento offensivo della formazione rossazzurra, c'è De Luca, si è fatto vedere anche Vitale, c'è Sarao, la posizione anche di Rapisarda pronto a raccogliere, e anche quella di Somma. Rimangono fuori soltanto 4 maglie bianche e una gialla per il Catania. Francesco Lodi, la girata, stavolta Lumia non si fa sorprendere sul primo palo, respinta coi pugni, però pallone ancora che rimane vivo, e poi l'arbitro però ferma il gioco prima dell'intervento risolutivo del portierino della Ragusa. Ce lo lascio non passare affettuosamente, ovviamente, l'appellativo, con classe 2004, mentre ci aveva provato Diallo a mettere palla avanti, deviazione, si riparte quindi con una rimessa con le mani, con Bertosa, falla, posizione centrale per Catalano, lo spazio per il tiro, invece riparte il Catania, superata la linea media del campo. Castellini ammazza palla al piede, messa al centro, attenzione, la posizione pazzesca per il tiro di De Luca, che invece si perde incredibilmente fuori, aveva davvero un'autostrada verso il gol, però vabbè, con una deviazione finale, avete visto, si parte da destra, arriva De Luca, quasi un calcio di rigore in movimento, c'è stato comunque intervento significativo del difensore in scivolata, e quindi calcio d'angolo, cielo sereno a Ragusa,
Catania che comunque è in vantaggio per 2-0, prova una delle sue magiche giocate il Catania, pallone che però incrocia la traversa, la parte alta, c'era Lumia comunque pronto ad intercettare il tiro, che comunque non è stato toccato dai guanti del portiere del Ragusa, e si riparte quindi dalla corsia di centrosinistra. Stavolta la griglia di centrocampo del Catania funziona, si prova davvero a costruire qualcosa, ma la partita è davvero frantumata più che spezzettata. Rimessa con le mani per il Ragusa, con Messina, il solito scambio con Cess e poi tentativo di girata che però prende la via dei Pini, quelli che sono proprio alle spalle, campeggiano. Questo tocco di polmone verde all'interno di questo stadio, diciamo una caratteristica, con all'interno questo parco che è un po' all'interno, un po' davvero a ridosso, uno scenario naturale sicuramente bello da vedere e importante. Torniamo a dire, terreno di gioco mi pare davvero in ottime condizioni per essere un campionato di Serie D. Capitano di questa squadra Valenza, poi pallone all'indietro, falla, guarda lo schieramento dei compagni, si passa tutto dal giocatore portoghese che abbiamo incrociato poco prima di entrare diciamo in cronaca, un racconto un po' di questa squadra e anche la sua declinazione del cognome, perché ci avevano dato Valencia, ma lui ci ha tenuto a dire siamo davvero con la Sediglia, quindi Floro David Valenza. Calcio di punizione con i piedi Peters, che ha avuto diciamo i suoi momenti di gloria in questo primo tempo, un intervento significativo, un altro importante e poi ordinaria amministrazione, qualche uscita così al Cariopammo, ma tutto sommato è andata bene, tutto sotto controllo. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine di questo primo tempo, ma ricordiamo che dopo i primi 35 secondi la partita è stata interrotta per almeno 2 minuti e mezzo per le cure del caso Lorenzini, e quindi ci sarà un abbondante recupero. Poi ovviamente Carli ci saprà dire, anche se qui non abbiamo quarto uomo, non abbiamo la maglietta, attenzione però, tutto facile fino alla linea dell'area di rigore per il Ragusa, che adesso riparte con Messina, il controllo con il destro, poi il sinistro, giocata all'indietro, Pertosa, ancora la possibilità per il movimento del giocatore ivoriano e poi la possibilità per Diallo di farsi pericoloso a ridosso della porta del Catania. La ripartenza della formazione rossazzurra parte dai piedi inizialmente di De Luca, poi si spegne, invece facile per un intervento sotto pressione probabilmente muscolare, non si spiegherebbe altrimenti il tiro debole giunto direttamente tra le braccia di Giuseppe Lumia. Non si ferma mai invece sulla corsia di sinistra numero 94 Diallo, con la possibilità invece ancora di farsi vedere lì davanti, e abbiamo Marco Carli che forse
ci può dare qualche indicazione su eventuali recuperi. Marco. Esatto Angelo, mi chiedevi prima, è stato già indicato il recupero almeno qui vicino alle panchine, saranno 2 i minuti di recupero in questo primo tempo. Ti dico che poco fa, in occasione della parata di Betters, quella più difficile, Sì. Proprio Ferraro aveva quasi teleguidato insieme al suo secondo la difesa del Catania per stare alta in quell'occasione, invece poi è arrivato il cross, il colpo di testa, la paratissima di Betters e poi la respinta di Castellini sulla linea. Insomma, è un Ferraro sempre molto attento a quello che succede, stesso discorso anche Raciti dall'altra parte sulla panchina del Ragusa. Te Angelo, 2 minuti di recupero. D'accordo, è già quasi trascorso, siamo giunti al 45esimo in questo istante, quindi da questo momento in poi 2 minuti che sono sostanzialmente quelli che sono mancati all'inizio di questa partita per l'interruzione, mentre c'è Ciccio Lodi, il movimento ancora là davanti per il tentativo di Giuseppe De Luca di farsi vedere in posizione più centrale. Facile comunque la possibilità di replicare da parte della difesa del Ragusa. Con calma Catalano, apertura sulla centro di sinistra, poi arriva Lodi, mette una specie di punto esclamativo e si può nuovamente ripartire con una Catania che a questo punto aspetterà. E così vediamo anche la lavagnetta dei 2 minuti di recupero che ci diranno che questa partita ancora sconta 70 secondi prima che finisca il primo tempo e che poi mandi le 2 squadre all'interno degli spogliatoi. Controllo comunque finora facile della partita e della gara, anche se ci sono stati dei buoni momenti da parte della Ragusa. C'è Lodi, destra, si riparte da Rizzo con la possibilità anche di Rapisarda di servire il proprio capitano, tutto a destra con Castellini, ancora tranquillità sostanziale con Rizzo, il controllo di Rizzo, centrocampo, ormai si aspetta soltanto che scorrano verosimilmente gli ultimi 20 secondi prima che finisca questa partita, ma prima c'è la traversa ancora del Catania. Incredibile come Mattia Vitale abbia segato un gol a porta vuota, pallone schiacciato a ridosso della linea che delimita proprio la linea di porta, e la traversa da parte di Vitale. Per incoraggiamenti per il numero 24, classe 2004 della Ragusa. È finito il primo tempo di questa partita, il risultato allo scoccare dei 2 minuti di recupero è di Ragusa 0 Catania 2, e a questo punto penso che proprio dobbiamo tornare nuovamente la linea allo studio a Catania. È uscito Messina che è una classe 2002, entra Fichera che invece è un classe 2003. Il 2002 può essere sostituito da un 2003 o da un 2004 o ovviamente anche da un altro 2002, cioè o un pari classe o un giocatore addirittura di età inferiore. In questa circostanza Fichera, nel frattempo la partita è ricominciata nei secondi 45 minuti, è stato sostituito, cioè è entrato Fichera che è un centrocampista classe 2003, tirato fuori Messina che comunque aveva giocato una buona partita, francamente classe 2002 il Catania, che adesso attacca da destra, da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, con la possibilità ancora una volta di Lodi di pennellare un pallone per De Luca. Il controllo, posizione comunque irregolare, non ci sono stati tanti fuorigioco, anzi forse questo è il primo che viene segnalato nell'arco di questa partita. Anche questa potrebbe essere un'anomalia, non so se Marco Cardi, no, mi pare che sia proprio il primo fuorigioco
che venga segnalato quando siamo giunti al primo minuto del secondo tempo, giusto Carlo? Sì, mi sembra di poter confermare anch'io, Angelo, questa particolarità. Vi abbiamo raccontato nella fine del primo tempo, no? Quell'occasione d'oro per il Ragusa con la bella parata di Betters, con la panchina del Catania che chiedeva alla squadra intanto a te ci potrebbe essere un'azione pericolosa, no? C'è Allora Luca. ti dico che appunto chiedeva di alzare la linea, no? Per fare in modo almeno sul calcio piazzato di creare delle difficoltà con la linea del fuorigioco. Invece è arrivata l'occasione per il Ragusa con la parata di Betters. Squadre sicuramente un pochettino lunghe in campo. A te Angelo. Primo fuorigioco quindi che arriva al primo minuto dei secondi 45. Ricordiamo ai nostri amici telespettatori che soltanto adesso si sono sintonizzati, hanno fatto malissimo ovviamente, ma diciamola pure, con una Catania con il doppio vantaggio, chiuso i primi 45 minuti sul risultato di 2-0. I gol, ricordiamoli, sono stati di Francesco Lodi direttamente sugli sviluppi di un calcio di punizione di Sarau di controbalzo, dritto per dritto. Attenzione, la posizione in chiave difensiva della Catania, il tentativo di intervento, cercare di sparagliare i numeri della linea difensiva della formazione rossazzurra. Si riprende però a giocare lì in mezzo al campo sulla corsia di destra con Catalano, controllo del numero 22, pallone è però tirato nel mucchio, facile poi l'intervento di Lorenzini. Si riparte dal capitano, passando poi da Diallo, apertura sulla corsia di destra, posizione irregolare, stavolta qualche fuorigioco in più. Ovviamente ricordiamo che la prima partita di questo campionato, la temperatura siamo intorno ai 30 gradi, così la percepiamo grosso modo particolarmente elevata, non ci sono situazioni climatiche di vento e quindi probabilmente la giornata soleggiata sarà sicuramente particolarmente impegnativa sul piano anche dell'acido lattico dei giocatori in campo e anche sull'affaticamento. Finora tutte partite di preparazione al campionato. Ricordiamoci che il campionato, ricordiamocelo, è davvero un'altra cosa. Lumia mette il pallone lontano, lo mette così in zona salvezza. È uno dei primi dettami che giungono dagli allenatori quando si inizia ad approcciare il calcio dall'ultima linea difensiva. Quando sei il dubbio, l'incertezza, cacciala fuori e così problemi non ce ne sono. Prova da sinistra il Catania, però il Ragusa quando è piazzato e si difende non mette mai la formazione rosazzurra nelle condizioni di fraseggiare in velocità. Molta attenzione per la squadra del tecnico Filippo Raciti. Ovviamente il Catania deve fare la partita, mentre tutto è pronto per l'ingresso di Ignacio Varela, l'argentino in forze alla formazione del Ragusa, un attaccante, quindi cercheremo di capire chi entrerà poi, chi uscirà in campo per la formazione di casa. Forse Marco Carli ce lo dice. Marco, ci senti Marco? Sì, vi sento, c'è il fallo su Chiarella e anche la munizione di Diallo. Ti dico che Varela sta entrando al posto di Randis, Varela che qualcuno aveva pronosticato già come titolare di questa partita nel duo di attacco, che comunque fa il suo ingresso in campo in questo momento al posto proprio di Randis. Dunque resta a 2 l'attacco del Ragusa. A te. Non diciamo scommina i piani tattici il tecnico della Ragusa, in fondo, indipendentemente al netto dei 2 gol che ha subito, più per diciamo spiccato senso tecnico dei giocatori del Catania che per autentici demeriti dei giocatori del Siracusa, finora il piano tattico sulla fase difensiva e soprattutto a centrocampo ha funzionato, mentre c'è il colpo di testa e la parata con la punta delle dita che portano il pallone sopra la traversa da parte di Lumia. Ci ha provato il Catania quando siamo giunti
50° minuto, rivediamo l'azione, prima l'apertura e poi il colpo di testa con intervento importante da parte di Giuseppe Lumia. Ne viene fuori un calcio d'angolo che il Catania si accinge a battere. Francesco Lodi, come al solito, pallone che spiove, Lumia che stavolta esce a vuoto e la palla che si perde oltre la traversa, ma probabilmente l'arbitro aveva prima fermato il gioco per segnalare una irregolarità e quindi Ragusa comunque in salvo in questi primi 6 minuti dall'inizio di questa partita. Nei secondi 45 minuti con Cacciola, con calma, prova a manovrare il Ragusa con la possibilità di Pertosa, poi apertura sulla corsia di destra in anticipo, smorzata quindi la possibilità di dare prosecuzione alla linea offensiva disegnata in questa azione, trama che si interrompe in anticipo lì in mezzo al campo. Si parte ancora una volta da dietro, si va a vedere Diallo, prende subito il pallone, lo scambio col capitano con Valenza, poi lì in mezzo con Meola, apertura da falla sulla corsia di destra. Certamente è una partita che comunque adesso subisce una fase di costruzione da parte del Ragusa. L'iniziativa è passata agli uomini di Filippo Raciti. Catania che deve anche un po' rifiatare, cercare di organizzare quello che potrebbe essere anche la soluzione del contropiede, piuttosto che costruire di sana pianta una manovra offensiva con falla all'indietro, poi Diallo. Nessuno va a stringere sul portatore di palla, c'è Lodi che comunque in seconda battuta interviene, lo scambio con Messina e poi con Vitale all'indietro per Beters. Ragusa che da Lumia, Marco Carli, c'è la prima sostituzione del Catania, sta per entrare Andrea Russotto, giusto? Esatto Angelo, sta entrando Andrea Russotto al posto di De Luca, sostituzione nelle fila del Catania e anche chiaramente una sostituzione anche particolare se vogliamo dire, perché oggi c'è stata una notizia diciamo molto bella da dare, fiocchorosa in casa Catania, appunto perché è nata Mia Russotto che è appunto figlia di Veronica e Andrea, per cui insomma questo è anche un giorno speciale chiaramente per la famiglia Russotto. Adesso il cambio con l'ingresso proprio di Andrea Russotto per De Luca. Allora auguri a papà Andrea, non ha un augurio particolare per questi secondi 45 minuti, il bacio alla maglia del numero 7 della formazione rossazzurra, anche lui ad alzare l'asticella tecnica di questa partita, di questa gara, soprattutto di questa squadra. È uscito De Luca, sua partita comunque buona, non ha brillato particolarmente, ma è stato comunque un giocatore sempre a disposizione dei compagni di squadra, del gruppo. C'è invece un fallo tattico ma assolutamente veniale lì in mezzo al campo, commette Rizzo, calcio di punizione battuto dalla corsia di destra, invece con calma Castellini. Buona la sua partita di oggi sicuramente. Russotto, suo primo pallone intercettato da Falla, messa fuori. 55 minuti dall'inizio di questa partita, 2 sono stati i minuti di recupero nel primo tempo. Il Catania non ha intenzione di dare accelerazioni alle manovre, parte pertanto dalla corsia difensiva con Lorenzini, cercando di andare direttamente a cercare la profondità, movimento costante
giocatore con la maglia numero 15 della Ragusa, mentre attenzione c'è il Catania, prova e tenta un tiro che si spegne però tra le braccia del portiere della Ragusa, Peppe Lumia. Catania che comunque ha provato dalla corsia di destra con Chiarella, adesso invece quella di sinistra, forze fresche per il Catania, tocco per Lodi, centrale, lo mette morbido, incredibile, incredibile. Lodi mette un pallone telefonato praticamente all'altezza giusta per Sarao, che porta spalancata, non schiaccia il pallone in fondo al sacco, ma quella era davvero un'occasione incredibile per la formazione rossazzurra. Tutto parte dai piedi di Lodi, che insomma non corre tantissimi chilometri, però mi sembra che sia davvero in un ottimo stato di forma. Il capitano del Catania si è fatto trovare prontissimo per l'inizio di questa partita, lui che ha sempre avuto in cuore quello di poter tornare ad indossare la maglia del Catania, ovviamente dopo i fasti che l'hanno visto protagonista nelle massime categorie. Insomma, rivedere anche qui Marco Biaggianti mentre Lodi controlla il pallone rimane certamente una delle sensazioni più piacevoli che ci riconducono al passato, senza farci dimenticare né il presente né il futuro. C'è un calcio di punizione nel frattempo, con calma, dice il direttore di gara, lo raccomanda ai giocatori della Catania, lo raccomanda anche a quelli della Ragusa. Ragusa in attacco e quindi sul punto di battuta c'è Catalano. Rivediamo però nel frattempo l'azione, vedete, con una doppia, diciamo, chiusura, forse un tocco di troppo, ma qui forse un po' fiscale. Direttore di gara, Catalano sul punto di battuta, sono 8 i giocatori sulla linea che delimita l'area di rigore. Catalano il tiro, la parata centrale da parte di Betters, che adesso si prende i suoi 15 secondi di tempo prima di mettere il pallone nuovamente in gioco. Lo fa a beneficio del compagno di squadra Rapisarda, pallone che supera la linea di centrocampo e poi Sarao, la girata e poi arriva in seconda battuta Russotto a porta vuota, non riesce però a concludere. Sarao perde l'attimo importante sul lancio, sulla ribattuta corta, invece arriva Russotto, pallone che praticamente non gli rimane basso e quindi la sfera che si perde. Guardate Sarao, l'ottimo intervento da parte di Lumia che però respinge corto e lì davvero Russotto ha avuto la possibilità di andare in gol. Ci sono altre sostituzioni tra le fila della Ragusa. Marco. Sta entrando Giuseppe Grasso con la maglia numero 10, esce con la maglia numero 11 Gabriele Cacciola. Questo è il cambio studiato da Filippo Raciti e il terzo, scusate, in questa fase della partita. Sì, 2 sono stati quelli del Ragusa, 1 invece è stato quello del Catania, l'unico finora con Andrea Russotto che è entrato in campo al posto di De Luca. Si parte dal basso invece e in questo probabilmente il Ragusa ha un sistema di gioco che prevede invece il fraseggio, così come aveva tentato qualche istante fa proprio Diallo all'indirizzo di Cess, situazione che poi non si è concretizzata. Rimessa con le mani da parte della Catania. Sarao cambia gioco, tutto a sinistra. Russotto, il controllo del numero 7 alla formazione rossazzurra, che ha avuto tra i piedi un'occasione pazzesca. Rizzo a destra, c'è Marco Chiarella, non va però, deviazione, palla che ritorna però tra le mani dei giocatori della Catania, con Rapisarda messa al centro, chiusura dei due
probabilmente protagonisti di questa partita in fase difensiva. Il primo che Diallo, e poi anche lì in mezzo al campo da parte di CES Catania, che invece deve cercare a questo punto la possibilità di chiudere la partita. Ha avuto due ghiottissime occasioni il Catania nel secondo tempo, non è riuscito a concretizzarle per, diciamo, errori forse di sufficienza. Per queste partite probabilmente vanno anche chiuse, lo dico con calma. Palla al centro, trovano bene però la linea difensiva e Francesco Lodi rinuncia al fallo tecnico. Parte invece il Ragusa, lo fa con Catalano, pallone messo al centro, l'uscita attenta da parte di Beters, che non si lascia praticamente superare e soprattutto declina la tentazione di commettere un fallo che gli sarebbe costato quasi sicuramente il cartellino, quasi sicuramente giallo, ma molto probabilmente il rosso. Poi chiudono nella linea difensiva e questa azione di ripartenza probabilmente è una di quelle che andava sicuramente scongiurate all'inizio di questa partita. Sicuramente il Ragusa ha voglia di riaprire la gara, ovviamente 2 gol di scarto possono essere messi in discussione nei secondi 45 minuti, soprattutto quando il Catania gli ha dato la possibilità, battuto il calcio di punizione nel frattempo, la respinta da parte di Beters, che è cresciuto rispetto, diciamo, ai primi istanti iniziali di questa partita, ma ricordiamolo, anche lui è un classe 2003, 19 anni, e comunque giocatore che ha anche esperienza, un nazionale under 19 della nazionale lettone, e quindi potrebbe essere una buon inizio per lui giocare qui a Catania e soprattutto andarsi a ritagliare uno spazio significativo. Intanto è stato scelto come titolare in questa partita ancora CES, il giocatore ivoriano, 24 anni per lui, giocato nella San Cataldese, nel Treviso, nel Legnano, nel Sud Tirol, e poi ha approdato qui in questa stagione alla Ragusa. Russotto nel frattempo a centrocampo prova a cercare lo slancio importante, ma viene immediatamente chiuso, e forse queste sono quelle situazioni di gioco che andrebbero probabilmente via via meglio sistemate da parte della Catania. Dovrebbe avere anche la possibilità di stringere sulle corsie di centrocampo e magari cercare il fraseggio corto piuttosto che quasi sistematicamente il lancio a scavalcare la linea di centrocampo e andare a cercare i cursori esterni o molto più frequentemente l'attaccante centrale, che è Manuel Sarao. Ovviamente vanno disciplinate le questioni in panchina per anche sul reparto offensivo, mentre c'è pronta un'altra sostituzione tra le fila del Ragusa, mentre attenzione prova il Catania, ma riesce meglio la formazione di casa ad evitare qualunque scompenso. Ripartenza, si fa vedere CES, non lo serve però il compagno di squadra nonché capitano di questa squadra, preferisce invece l'appoggio sulla corsia esterna di destra dove Grasso manovra, si fa vedere subito con la sua maglia numero 10, poi invece la chiusura da parte del Catania, il calcio d'angolo per il Ragusa. 65 minuti dall'inizio di questa partita, il calcio d'angolo dalla bandierina di destra, e lì arrivano anche gli spilungoni dalla difesa, fare densità all'interno del rigore. Battuto il calcio d'angolo proprio in questo istante sul primo palo, da dietro arriva Meola, la rimette nuovamente in gioco, poi prova Lodi, l'appoggio comunque facile per Russotto, lo scambio cercando la profondità e la velocità per linee centrali, passando proprio dal centrocampo
dove c'era Chiarella pronto ad intervenire, l'anticipo su di lui, si riparte da dietro, quindi con il Catania si muove con Rizzo, con i piedi, arriva Beters, solito pallone lungo piuttosto che passaggi dalle linee difensive che sono tra l'altro particolarmente affollate. È pronta un'altra sostituzione tra le fila della Ragusa. Marco Cardi, ce ne parli? Sì, esatto Angelo, sta entrando Alessio Barbara, entrerà al posto di Francesco Meola, dunque maglia numero 76 per maglia numero 73 nel Ragusa. Fra poco il cambio alla prima pausa. Arriveremo con la possibilità del Ragusa di operare il terzo cambio, gioco nel frattempo è fermo e forse sarà questo il momento della sostituzione. Si rialza Sarao, insomma si sposta Sarao, primi crampi, abbiamo parlato che ovviamente l'acido lattico in questi casi ha sicuramente un'incidenza importante. Con fair play Francesco Lodi, sostituzione che ci aveva preannunciato Marco Carli, quindi esce Meola ed entra Barbara. Sostanzialmente non dovrebbe cambiare moltissimo nella disposizione tattica della Ragusa, mentre il Catania è fermo alla prima, diciamo, sostituzione, unica sostituzione, quella che ha portato in campo Andrea Russotto. Si fanno sentire i tifosi della Catania, il gioco è fermo, nel frattempo si è alzato un po' il vento, giusto Marco? Ho avuto questa percezione che cominci un po' il vento farsi sentire, finora aria ferma a Ragusa. Non ci sente Marco, vabbè, ma poco cambia. Gioco che ancora non è ripreso. Ci sono altre sostituzioni, Carli? Sì, sta per entrare Isepon, anzi Sì. è entrato in questo momento Isepon per il Ragusa al posto di Pertosa. Mi dicevi prima del vento, sì, insomma, prima dicevi del clima caldo, è chiaro che noi qui a bordo campo lo stiamo prendendo tutto, però è vero che il vento insomma aiuta almeno in questa fase dell'incontro e siamo arrivati quasi alla conclusione. Intanto fra un po' ti restituisco subito la linea che c'è il Catania in zona d'attacco. Grazie Marco, siamo giunti al minuto 68esimo, 28 secondi dall'inizio di questa partita. Ricordiamo il risultato di 2-0 per il Catania. I gol sono stati realizzati da Francesco Lodi e poi da Manuel Sarao. Diciamo che in mezzo soprattutto c'è stata qualche buona giocata da parte del Ragusa, ma poi nella ripresa il Catania davvero ha fallito due ghiottissime occasioni per mettere un punto esclamativo con Russotto che adesso attenzione manovra, e così come ancora una volta il Catania riesce a sprecare lì davanti una giocata con Chiarella, palla che si perde abbondantemente alta sulla traversa. Peccato perché indipendentemente dagli avversari queste partite possono essere probabilmente anche chiuse per evitare anche un accumulo di sovraccarico di lavoro. Sostituzione anche per le file del Catania. Che succede Marco? Succede che sta entrando Marco Palermo per il Catania, è uscito Giuseppe Rizzo, un centrocampista per un centrocampista, si resta insomma con la situazione iniziale, insomma Catania che adesso andrà piano piano anche a sostituire i suoi giocatori mentre ci avviciniamo alla fase finale della partita. Sono due over, quindi in questi casi cambia poco, cioè puoi sostituire un over in qualunque momento. Russotto sradica il pallone con Sarao che scivola, però peccato, poteva essere questa una buona opportunità per il Catania. Non ci arriva Sarao a riprendere nuovamente l'equilibrio, ci prova invece il Ragusa a cercare il pertugio, a cercare la linea offensiva bloccata di mezzo al campo, però la manovra della squadra di Filippo Raciti, che adesso riparte però dalle corsie esterne, riparte ancora
dalla posizione di esterno a sinistra, l'intervento poi a chiudere su Cess e il Ragusa che riprende con una rimessa con le mani. Lì in mezzo al campo Giuseppe Grasso, classe 1992, di ruolo centrocampista, maglia numero 10 per lui. Lo scambio, comunque il confronto fra i due numeri 10, Giuseppe Grasso da una parte e Francesco Lodi, poi solita giocata di Serge Cess, e in avanti si fa vedere Ignacio Varela, giocatore argentino, sostituito, entrato in campo nei secondi 45 minuti al posto di Meola e con possibilità proprio di andarsi a cercare lo spazio quasi sempre su una corsia leggermente decentrata, non parte in posizione perfettamente centrale, ci prova quasi sempre anche cercando la sponda per i compagni di squadra. Adesso però riprende quella che gli è più congeniale, ma nel frattempo il Catania batte il calcio di punizione. Siamo all'interno della metà campo del Catania, tutto avanti la formazione rossazzurra, ad eccezione di Lorenzini che presidia la linea di centrocampo. Anche in questo caso, diciamo anche sui palloni piazzati corti, il Catania non preferisce mai il fraseggio per linee orizzontali o comunque l'azione manovrata, preferisce sempre che la palla venga spedita lì davanti con palle più alte. In questo un po' aiuta nel disimpegno gli avversari. Russotto subisce fallo, c'è Grasso che parla col direttore di gara. Buona la prova di Leonardo Di Mario per essere un arbitro di campionato a Serie D. Ne ho visti sicuramente peggiori nelle categorie più alte e più elevate, e quindi comunque una garanzia anche per le squadre che arbiterà in futuro, per quello che abbiamo visto. Con il Catania che nel frattempo prova ad affondare dalla corsia, dal corridoio di destra con Palermo, sostituzione, ed era questa probabilmente quella che ci aspettavamo, no Marco? Sì, è vero Angelo, arriva il momento di un altro dei big, forse quello più atteso dell'attacco del Catania. Stiamo parlando di Gianluca Litteri, catanese doc, maglia numero 9, che adesso prende il posto di uno dei protagonisti assoluti di questa partita, vale a dire Manuel Sarao, che abbiamo sentito anche nell'intervista flash a fine primo tempo e che ha realizzato il secondo gol dei rossazzurri in questa partita dell'Aldo Campo di Ragusa. Ecco la sostituzione, a te Angelo. È entrato in campo Gianluca Litteri, sarà lui secondo me, insieme ovviamente a tutto il fronte offensivo del Catania, uno dei giocatori più motivati che avremo in questa stagione. Lo avevamo immaginato dal primo minuto in campo, evidentemente le scelte tecniche poi confermate comunque anche dal bel gol realizzato da Manuel Sarao hanno invece lasciato optare l'allenatore per un suo ingresso in campo a partita iniziata, e adesso Litteri ha la possibilità di indossando la maglia del Catania di mostrare quel valore aggiunto che il giocatore ovviamente riesce ad esprimere. Esperienza sicuramente tanta, gol tantissimi realizzati in tante categorie, tanta esperienza e soprattutto anche un grandissimo coefficiente tecnico che lo portano ovviamente ad essere l'interfaccia offensiva più pregiata di questa formazione, di questo Catania. Lui, insomma, esperienza a Trieste, a Cosenza, a Latina, a Terni, poi ovviamente passaggi importanti all'inizio della sua stagione calcistica, della sua crescita anche dall'Inter, con tantissimi gol che sono stati realizzati da Gianluca, e adesso la possibilità di indossare la maglia del Catania e finalmente poter
realizzarne anche per la squadra della sua città. Francesco Lodi, calcio di punizione, la partita si è un po' rallentata, ma era obiettivamente anche prevedibile che questo accadesse. La temperatura, la prima di campionato, e poi probabilmente il fatto che il Ragusa abbia giocato una partita di grande attenzione, di grande contenimento, ma che preferisca in questo momento evitare di dare al Catania l'abbrivio per il terzo gol. Sostituzioni che arrivano ancora però tra le fila del Catania, e quindi una dopo l'altra. Marco, chi sta per entrare? È vero, sta per entrare Giorgio Chinnici, adesso vedremo al posto di chi è pronto il suo ingresso in campo, sta colloquiando appunto con lo staff tecnico in questo momento per capire insomma la posizione dove andare ad inserirsi in questa fase finale ormai dell'incontro. È un classe 2002 e quindi esce difatti Marco Chiarella. Esatto, e qui sono sostituzioni che dobbiamo interpretare anche nell'ottica di quello che è il regolamento di questo campionato. L'uscita di Chiarella impone la necessità di far entrare in campo un altro giocatore di pari grado relativamente ovviamente all'età, e quindi un 2002 per un altro 2002 e un terzino che però entra in campo al posto di un giocatore che ha espresso di più nella posizione più avanzata. Ha avuto una buona possibilità a Chiarella, ma per lui ci sarà spazio e tempo per replicare ed andare anche in gol. La Ragusa mezzo al campo, gioco è fermo però, palla che è andata fuori, rimessa con le mani a favore del Catania. Di minuti ne sono trascorsi 78, la partita si è un po' addormentata, però ovviamente si gioca fino al 90esimo e se qualcuno vuole giocare al calcio sicuramente uno di questi è Sergej Ninyama Chess, giocatore che ha giocato davvero sempre con grandissima attenzione, determinazione e che coraggio questa partita. Rimessa con le mani, c'è Chinnici sulla traiettoria del pallone, lo scambio sul corto, poi gioco è fermo perché il Catania ha commesso fallo. Ha qualcosa da ridire al direttore di gara, la formazione rossazzurra, ma fallo c'era tutto, fischia bene anche in questa circostanza. In mezzo all'area di rigore sono 4 le maglie azzurre, adesso diventano 5. Solita linea difensiva del Catania tutta attestata all'altezza di quella che demarca l'inizio dell'area di rigore. Da quella posizione Lodi qualche metro più avanti ha scagliato il tiro del gol. Qui stavolta la giocata è tutta di destro e poi la deviazione di testa mette il pallone oltre la linea del fondo ed è calcio d'angolo giusto. L'interpretazione del secondo assistente del direttore di gara Luca Granata, che ha alzato la bandierina solo all'occasione di un fuorigioco. Altrettanto ha fatto il signor Tommaso Tagliaferro di Caserta, tutti e due nei secondi 45 minuti. C'è il calcio d'angolo, la bandierina è quella di sinistra rispetto alla postazione che è proprio a ridosso e così come vedete alle spalle tutta la cornice di tifosi rossazzurri che si prendono il sole, ma tensione alta, dice l'arbitro, può partire il calcio d'angolo sul primo palo. Intervento di grande attenzione da parte di Lorenzini, esperienza, e poi con la testa Litteri, ma non riesce ad evitare che il pallone oltrepassi la linea del fondo. Rimessa con le mani, Russotto vuole un controllo proprio con le mani da parte del giocatore della Ragusa, prova con una botta dalla distanza
Giuseppe Grasso si merita gli applausi. Numero 10 della Ragusa, da parte dei tifosi ragusani. Sono in tanti, ma anche qui in questa tribuna A ci sono altrettanti tifosi del Catania. È una partita che comunque coniuga anche le tifoserie con il calcio, e così come vedete la nostra attentissima regia ci fornisce anche un quadro generale dello stadio e del pubblico all'interno dell'Aldo Campo, giocatore degli anni 30 della Ragusa, meglio conosciuto come Selvaggio. Questo stadio, perché qui d'inverno, quando le temperature sono rigide, è davvero uno stadio selvaggio. Anche la frazione, comunque il quartiere, prende proprio il nome dalla zona in cui sorge questa struttura, che comunque per essere uno stadio da campionato di Serie D rimane uno dei fiori all'occhiello sicuramente, mentre prova il Catania e lo fa con Litteri, primo controllo, poi il secondo rimpallato, la chiusura da parte della linea difensiva della Ragusa con Diallo, riparte, buona la prova di Grasso, il controllo del numero 10, poi parte palla al piede, un rimpallo lo favorisce, non se la schioda Cess, lui prova invece ad accelerare, ne ha ancora di benzina, lotta tra due avversari, poi Barbar, ancora Grasso, momento in cui la Ragusa sta provando ad accelerare e soprattutto a dare continuità alla manovra offensiva, poi c'è un fallo, l'arbitro ne ravvisa gli estremi, il calcio di punizione a favore della formazione rossazzurra. Non è molto d'accordo Fichera, ma Fichera però poi è costretto a prendere atto della decisione del secondo assistente del direttore di gara, mentre ci sono i crampi con Somma che comunque incoraggia Lorenzini, che si rialza. Buona davvero la prova del numero 26 della formazione rossazzurra, buonissima la prima, sempre grande attenzione. Pensare che all'inizio di questa partita si era temuto per un scontro che non gli permettesse la prosecuzione della gara, poi insomma soltanto una botta, un po' di perdita di sangue e tutto è stato nuovamente rimediato. Più di quei giocatori che probabilmente oggi ha giocato una partita particolarmente attenta, forse due sole sbavature della linea difensiva del Catania che dovevano essere probabilmente evitate. Ancora una volta Grasso, apertura per Cess sulla corsia di destra, come prima è una trama offensiva che il Ragusa prova ad imbastire, soprattutto in questi momenti in cui sembra che il Catania comunque qualcosa abbia perso sul piano della determinazione e che conceda forse qualcosa di più su quella corsia esterna di sinistra, dove il doppio inserimento di un centrocampista di esperienza come Grasso, anche uno con i piedi anche buoni tra l'altro, e un esterno offensivo stiano dando la possibilità comunque alla Ragusa di giocarsi qualche chance sul finale di questa partita. 85, ne mancano sostanzialmente 5 abbondanti più oltre ovviamente il recupero di questa partita, per l'esattezza 84 e 57 secondi, e poi il tentativo di prolungare la manovra da parte della Ragusa, che si spegne con un pallone che oltrepassa la linea dell'out, quindi con calma la rimessa con le mani per il Catania, se ne occupa con calma Rapisarda. Lodi, palleggio e palla avanti. Non è un gioco che mi fa impazzire in termini assoluti, però
è la prima di questo campionato e poi tutte le volte che Lodi controlla il pallone sa indirizzo, destinazione e soprattutto sa come farglielo arrivare, fosse anche col piccione viaggiatore. Ma intanto il Ragusa prova la solita giocata, stavolta la sciabolata, nel tentativo di andare largo a sinistra. Si mette a riparo il Catania di piede. Betters sostanzialmente disoccupato in questi secondi 45 minuti. Russotto in sovrapposizione invece su Litteri può fare ripartire la manovra del Catania con calma, palla morbida all'interno del rigore, controllo altrettanto sicuro fintanto che la sfera non oltrepassi la linea del fondo da parte di Valenza, capitano storico di questa squadra, ormai insomma un giocatore di origini portoghesi ma è più ragusano, ci dicono, di tanti ragusani doc. Ci dicono che è l'unico portoghese che parli il ragusano meglio del portoghese. Pensate un po'. Lì in mezzo al campo invece 3 minuti abbondanti allo scoccare della fine di questa partita c'è Lodi che sta giocando davvero una grandissima partita con un fallo che viene ravvisato e un cartellino giallo. Valenza va a parlare con il direttore di gara che gli chiede il mantenimento della distanza, non è d'accordo sul giallo e dice perché. Arriva anche Ignazio Varela, insomma, tutta sudamericana un po' questa tenuta conversazione, ma rivediamo quelle che sono le determinazioni del direttore di gara. C'è poco da dire. Questa è l'azione che ha portato, guardate, Russotto, Lodi e poi arriva, insomma, bello tosto Isseppum e quindi non è molto d'accordo il numero 28, ma mi pare che gli estremi del fallo c'erano, forse è il primo, questo chiedeva il capitano della squadra, e poi non era stato un fallo particolarmente cruento, particolarmente duro, ma insomma doloroso a quel punto per Francesco Lodi. Passano i secondi, ne mancano 115 alla fine della regular time di questa partita, prima che scocchi il 90°. Reputo che ci sia poco da recuperare, fatta eccezione per le sostituzioni. La partita comunque si è snodata regolarmente in campo. Reputo che potrebbero essere 3 i minuti di recupero. Ovviamente Marco Carri appena ci saprà, insomma, avrà delle indicazioni più significative, ci dirà se sono 3 o 4 i minuti al massimo, non penso di più. Ma intanto attenzione, Catania chiamato a difendersi dal tentativo, per quanto mi riguarda, insieme al capitano, del migliore in campo, Sergio Nignamaches. Ci prova e poi nella difesa del spazio il Catania trova anche la possibilità per poter rifiatare e guadagnarsi con Mattia Vitale il calcio di punizione. Era Marco Palermo nella circostanza il giocatore che era stato così toccato duro. 4 minuti di recupero, sì. Marco, mi confermi? Sì, esatto Angelo, 4 minuti di recupero hai azzeccato, avevi detto 3 o 4. O 3 o 4. Perfetto, no, 4 dico, minuti di recupero. Per il numero di sostituzioni e poi probabilmente per qualche istante di partita che è stato comunque bloccato, ma mi sembra anche giusto il termine di recupero. Ma prova adesso invece il Catania, lo fa con Litteri, lo scambio poi per il pallone di ritorno, il controllo per spalla alla porta. Litteri va Russotto, gioca una buona partita, davvero buona, anche l'Ayuse Diallo, e poi Catania che riprova nuovamente una percussione solitaria e poi il tiro che si perde però direttamente distante dalla porta avversaria, con
Castellini che vede la sfera comunque abbondantemente distante dalla porta di Lumia. Riparte Ragusa, Catalano, cambio del gioco, solito taglio, cercare largo a destra portatore di palla, con calma, in mezzo al campo, non si intendono con Russotto, viene pertanto consegnata, regalata la rimessa con le mani ai giocatori della Ragusa. Grasso, Lodi, rimbalzo e gioco fermo. L'arbitro interrompe per comandare il calcio di punizione a favore del Catania. Trascorso 1 minuto e mezzo dei 4 concessi di recupero, se la prende con calma Michele Somma, preferisce poi distribuire il pallone direttamente al portiere. Si defila un attimo pure Marco Palermo, su di lui ovviamente le attenzioni della numero 15 della formazione azzurra. Ancora gioco fermo, stavolta però la posizione irregolare era della centravanti Gianluca Litteri. Riparte il Ragusa, interviene ancora una volta Somma con attenzione Litteri, controllo, limite dell'area di rigore, si porta il pallone sul destro, poi sul sinistro, incrocia male e forse poi c'è anche una deviazione, ma non ha avuto lo spunto migliore il numero 9 della formazione rossa-azzurra. Deviazione tra l'altro, ma ci è arrivato un po' spento. Guardate, prima il controllo col destro, accompagna l'esterno, ancora il destro al momento di schiacciare col sinistro, fatto molto bene centrale difensivo della Ragusa ad intercettare il tiro che comunque arriva, diciamo, di secondo tocco, è anche un po' lento. Ne viene fuori questo calcio d'angolo. Ultimo giro di lancette, compreso il recupero, il quarto di minuto di recupero che si consumerà tra 40 secondi circa. Battuto il calcio d'angolo, se ne ribatte un altro per il Catania. Qualcuno inizia così un po' a sfollare dallo stadio Aldo Campo di Ragusa, ma intanto Lodi ha praticamente il patentino di tutti i calci piazzati, cioè l'unico ad avere il brevetto di tiro dalla bandierina è quasi sempre lui. Ci prova il Catania, ma stavolta l'arbitro dice che la partita è finita. Amici sportivi, il Catania inaugura questo campionato battendo una Ragusa gagliardo, una Ragusa ben messo in campo, una Ragusa che non ha mai abbassato lo sguardo al cospetto dei più titolati giocatori del Catania, ma sicuramente il coefficiente tecnico della formazione rosazzurra, il gol di Lodi, il gol di Sarao e tante occasioni che sono poi maturate comunque nell'arco dei secondi 45 minuti e tanti errori sotto porta e sotto misura hanno sicuramente legittimato la vittoria della Catania, ma senza non dover sottolineare anche il merito degli avversari. Strette di mano.